Roberta Zicari, questo passaggio alla democrazia cristiana, una valutazione che sicuramente è frutto di una scelta politica. Quale? Sì, io già facevo parte ho aderito alla lista Liberi e Solidali con i colleghi Bongiovi e Amel. La collega Bongiovi è già transitata nella democrazia cristiana, sentendo l'esigenza di un contenitore di un partito che potesse appunto dare modo di esprimere le nostre idee, che hanno sicuramente una tradizione sturziana, centrista, pluralista, europeista, volta all'accoglienza e all'inclusione. Indubbiamente noi adesso diventiamo 4 e siamo 4 consiglieri di opposizione che abbiamo quindi come orizzonte comune offrire a questa città un'alternativa, quindi un programma, appunto una chiamata alle armi. Noi abbiamo detto serrare i ranghi, cercare di fare qualcosa di buono per la nostra città in primis e poi per la Sicilia e per l'Italia in un secondo momento. Quale sarà la posizione politica all'interno del comune? Ora siete 4 consiglieri, un gruppo abbastanza nutrito che può dare, diciamo, un indirizzo anche alla politica agrigentina. Noi ad oggi siamo all'opposizione, un'opposizione costruttiva, perché la nostra politica è quella sì di criticare e di adirare le cose che non vanno, ma di offrire sempre una soluzione alternativa, perché appunto non si può solo costruire, perché gli altri partiti ci hanno fatto vedere che cosa vuol dire costruire e lasciare materie. Noi invece studiamo e quindi offriamo soluzioni per fare il bene comune. Come vedi la situazione della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, un percorso tortuoso cui lei ha preso anche una certa posizione? Come mai non va avanti, non si sblocca? Io continuo a dire che il mio rammarico, che secondo me le priorità di questa capitale della cultura non siamo esattamente in sintonia. Noi siamo il comune, noi al momento dobbiamo concentrarci sul bilancio, perché se non approviamo il bilancio non svincoliamo il cosiddetto avanzo vincolato, quindi la nostra quota di 3.300.000 euro per questo progetto. Dopodiché la Fondazione avrà un ruolo gestionale, perché è stato redatto un dossier che contiene già dei progetti che vanno sviluppati. Quindi dal mio punto di vista non è fondamentale creare una fondazione ex novo, perché tanto sia la fondazione ex novo che una fondazione Pirandello che lo stesso comune dovranno assumere dei tecnici per sviluppare questo progetto, quantomeno un project manager, un ufficio stampa, quindi del personale dedicato a questo progetto ambizioso. Noi come comune dobbiamo tornare a occuparci della base del turismo, quindi la pulizia, quindi i collegamenti. Il mio sogno non è un segreto per nessuno, è creare una specie di Uber, Bolt o una cooperativa di taxi che ci porti velocemente a Palermo, ma anche all'interno della città. Quindi noi dobbiamo pensare a quello che è lo sviluppo del territorio, quindi creare le precondizioni e assumere e individuare dei tecnici che possano sviluppare i progetti già scritti nel dossier di Capitale della Cultura.